Sicurezza sui bus nel giorno in cui entrano in funzione le bodycam per autisti e controllori MOM, l'ulteriore passo per blindarsi dai violenti, lastre antisfondamento per difendere i conducenti dagli ultras. Prima notte a Treviso per la sciatrice americana, all'ospedale Cafoncello rimarrà il tempo necessario per stabilizzare la frattura al ginocchio sinistro, per lei i fiori del presidente del Veneto Stefani. Dramma sul Grappa, nella notte recuperato il corpo senza vita di Beniamino Carlesso, 70enne di Loria, sarebbe scivolato sul ghiaccio precipitando per 150 metri, il dolore dei familiari. In Duomo a Treviso l'ultimo saluto a Italo Varisco, maestro trevigiano del vetro e del cristallo, apprezzato in tutto il mondo, la commozione dei familiari, il ricordo del sindaco, artigiano autentico. Convocati a Catronda il presidente Stefani, europarlamentari, deputati, senatori e consiglieri regionali del centrodestra per iniziare a costruire a tutti i livelli una lobby che faccia gli interessi del Veneto. Malaria di città, Veneto in miglioramento ma lontano dagli obiettivi del 2030, il report di Lega Ambiente rileva PM10 oltre i limiti solo in 3 città, ma serve un nuovo piano regionale aria. Olimpiadi, Cortina vive una giornata speciale all'indomani della discesa libera che ha regalato all'Italia il bronzo olimpico di Sofia Goggio, un successo che accende l'entusiasmo sul fronte trasporti, test superato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Parliamo di sicurezza di chi lavora e in questo caso parliamo degli autisti MOM. Da questa mattina autisti e controllori indossano le bodycam, le telecamere a registrazione continua da utilizzare come prova in caso di violenze o aggressioni da parte di chi sale sui bus senza biglietto e non solo. Ma la novità arriverà forse già nelle prossime settimane con una barriera interna antisfondamento per proteggere i conducenti dai tifosi violenti. Abbiamo presentato alla motorizzazione, d'accordo anche col prefetto e con il questore, un progettino per blindare e quindi garantire l'incolumità all'autista che fa il suo dovere. Abbiamo trovato sicuramente sia la motorizzazione che il prefetto e il questore d'accordo e quindi stiamo procedendo in questo senso. Una lastra di vetro antisfondamento per tutta la larghezza dell'autobus, dividendo il posto guida e l'uscita anteriore dal resto del veicolo. Sarebbe questo il nuovo accessorio che MOM si appresta ad omologare e montare sui veicoli destinati al trasporto delle tifoserie. Una barriera mobile pensata dopo l'aggressione di dicembre ad un autista da parte dei tifosi del Mestre, con il presidente Colladoni irremovibile sulla decisione di non fornire più il servizio per non mettere in pericolo i suoi conducenti. Ora si aspetta solo il via libera della motorizzazione per un dispositivo che potrebbe essere copiato da altre aziende di trasporto. Un annuncio nel giorno dell'attivazione delle bodycam. Come è andato il primo giorno con le bodycam? È andata bene. Abbiamo avuto un passeggero che ha avuto un po' di resistenza, ma come ha visto le bodycam ci ha dato i documenti subito. Indossate da autisti ma anche da controllori o, come citano le casacche, agenti di polizia amministrativa, si stanno rivelando un deterrente efficace a violenze e intemperanze da parte di chi sale sui bus senza biglietto. Polizia amministrativa perché sono dei pubblici ufficiali e quindi rispondono come polizia amministrativa. Quanti sono? I nostri controllori sono 8, abbiamo anche 5 autisti che fanno anche da controllori. La nostra intenzione è quella di raddoppiare il numero a breve. Registrazioni continue durante tutto l'orario di servizio da utilizzare come prova sia per eventuali contestazioni alle infrazioni ma soprattutto in caso di aggressioni e devastazioni come quella di sabato scorso ai danni di un bus della Barzi. Adesso parliamo della prima notte a Treviso per la sciatrice americana Lindsey Vonn, doppia operazione da parte del team di ortopedici e chirurghi plastici che l'hanno presa in carico al Cafoncello per ridurre la frattura al ginocchio sinistro e prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue. Per lei intanto i fiori del presidente del Veneto Stefani. L'elicottero che arriva, gli operatori che portano via l'atleta in barella, il volo per raggiungere la stazione di soccorso. Lindsey Vonn lascia la pista Olimpia di Cortina accompagnata dal tecnico del soccorso alpino sceso a prenderla con il verricello. Il video dell'intervento di recupero della sciatrice americana trasportata prima a Codivilla, poi centralizzata in terapia intensiva a Treviso dove è stata operata per ridurre la frattura al ginocchio sinistro. Un trauma di complessa gestione che si è procurata ad alta velocità con tutte le conseguenze del caso.
Siamo legati molto a lei, è un atleta che ha dato tanto a Cortina e penso che volesse dare un contributo in più partecipando alla gara con delle condizioni sicuramente che non erano ottimali. Di questo siamo molto dispiaciuti, abbiamo sentito appunto che mi sembra si sia rotta un piatto tibiale e ci dispiace veramente tanto perché io penso che sia stato un sacrificio che lei ha voluto dare a Cortina e Cortina di questo ne è estremamente grata. Speriamo che si riprenda quanto prima possibile. È stato spaventoso vederla cadere, la paura è sempre tanta quando vedi un atleta ferma sulla neve, ma lei quando scia dà sempre il 110% senza paura. Lo sci è così, uno sport pericoloso con tante variabili difficili da prevedere. Le parole sono quelle rilasciate alla televisione americana NBC da Karen Kildow, sorella di Lindsey Vonn, che ha assistito alla drammatica caduta e alle grida disperate della 41enne. Al cafoncello l'atleta, accompagnata dal suo staff, rimarrà alcuni giorni, il tempo necessario per stabilizzarla e consentire il suo trasferimento. Al suo capezzale il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha fatto recapitare un mazzo di fiori. Anche nelle avversità il suo spirito rimane una fonte potente di ispirazione per gli atleti e per chiunque crede nei valori di dedizione, sacrificio e perseveranza, ha scritto nel biglietto. Vicinanza e fiori anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Avremmo preferito invitarla per un'occasione certamente più lieta, però devo dire che sono orgoglioso del fatto che un'eccellenza come l'ortopedia di Treviso sia stata messa a disposizione per l'atleta, una delle atlete più forti di tutti i tempi dello sci. A lei va davvero l'augurio di pronta guarigione. Vonn aveva fatto sapere di essere arrivata a Cortina con legamento crociato del ginocchio, che si è poi fratturata, rotto. Infortunio riportato in Coppa del Mondo a Crans-Montana. Sull'opportunità di gareggiare alle Olimpiadi si era acceso il dibattito. Pur esperta, la discesa libera costituiva un rischio. Il presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch, spiega che Vonn ha scelto in autonomia. Era una decisione che poteva prendere solo lei, che conosce meglio di chiunque altro i suoi infortuni, dice, incorrendo poi nell'incidente in pista che poteva avere conseguenze molto più serie. Le speranze sono finite la scorsa notte, parliamo delle ricerche di Beniamino Carlesso, il 70enne di Loria, di cui non si avevano appunto notizie. Sul Grappa c'è grande dolore, grande commozione nella comunità e ovviamente anche nella sua famiglia. Una persona vera, autentica e soprattutto semplice nel suo modo di essere, buono, generoso, tanto generoso. C'è un dolore enorme e composto nelle parole di Marisa Tiatto, la moglie di Beniamino Carlesso, il 70enne di Loria trovato senza vita in un canalone nella valle dell'Astego sul Grappa. L'uomo, grande esperto di montagna, aveva intrapreso domenica una camminata dopo aver descritto alla moglie il suo percorso come faceva sempre. Sarebbe dovuto rincasare nel pomeriggio, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo rientrare è stato lanciato l'allarme, sono partite le ricerche anche con l'utilizzo dei droni sino alle 3 di notte, quando il corpo senza vita dell'escursionista è stato recuperato. Pare abbia cercato di superare una delle slavine che avevano coperto uno dei sentieri che stava percorrendo, ma sarebbe scivolato facendo un volo di almeno 150 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. Una persona ben voluta da tutti, schiva ma con un grande cuore, ricordano i figli di Beniamino Carlesso, Francesco e Andrea. Il nostro papà era una persona di fatti, che si spendeva per gli altri, per la famiglia in primis. Ci ha trasmesso tanti valori e noi li portiamo nel cuore. Cominciare dalla montagna? A cominciare anche dallo sport, dalla montagna, sì. Il paese è sconvolto, ci dice il medico di base di Carlesso, il dottor Claudio Spinello. Se parlavi di montagna gli si illuminavano gli occhi, era un piacere sentirlo, ascoltarlo, conosceva tutti i sassi, tutti i percorsi, quindi secondo me è la casualità, non può essere un'imprudenza. Era troppo bravo e troppo preciso, troppo meticoloso sulle sue cose. Ed è l'amico del calcio, Elvio Basso, che racconta le sue grandi doti come portiere. E lui era fortissimo perché alla fine era chiamato Ragno Nero perché assomigliava a Cudicini degli anni 70-75 del grande Milan. Beniamino Carlesso ricoprì anche la carica di consigliere comunale sotto il primo mandato dell'allora sindaco Roberto Vendrasco. Tutte le mattine andava in bicicletta nello stesso bar, si sedeva allo stesso posto e ordinava sempre lo stesso caffè macchiato, leggendo il giornale. Mancherà? Abbastanza. Infatti questa mattina pensavo di vederlo perché ogni mattina, e poi ho sentito la notizia.
Il funerale di Beniamino Carlesso sarà celebrato mercoledì 11 febbraio alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Loria. E adesso, come sapete, lo rivediamo, il sondaggio è dedicato alla sicurezza stradale, ci sono altri, eccolo qui, sicurezza stradale, serve riattivare gli autovelox. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria che riguardano due tragedie della strada. Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione il 46enne di Vedelago che nell'ottobre di 2 anni fa travolse con l'auto Kevin Gentilini, il 15enne di Salvatronda. Il ragazzo, lo ricorderete, in sella alla sua Vespa, stava andando a scuola all'agrario Sartora all'altezza di Via Sile, lo schianto violentissimo contro l'auto del 46enne che di fatto gli aveva tagliato la strada per entrare in un'area privata. Kevin venne sbalzato dalla Vespa e piombò sull'asfalto morendo sul colpo, notizia che colpì profondamente la comunità, la famiglia Gentilin molto conosciuta, e oltre 1500 persone parteciparono al funerale per dare l'ultimo saluto a Kevin, funerale che, lo ricorderete, fece il giro d'Italia, quell'immagine commovente, e si concluse con il ballo al suono della musica techno del nonno di Kevin, al quale il ragazzo era molto legato. Con il patteggiamento si conclude dunque la vicenda giudiziaria, resta però il dolore per la perdita della giovane vita. E un'altra tragedia della strada: in seguito a un malore aveva invaso la corsia opposta scontrandosi contro un camion. L'incidente era avvenuto il 16 aprile del 2022 lungo la Castellana, Postioma di Paese. Dopo 3 giorni di agonia, Donika Nicol Bibai, 24enne kosovara, era morta all'ospedale di Treviso. Oggi in tribunale a Treviso è iniziato il processo a carico del conducente del camion, un 39enne veneziano. Secondo l'accusa, anche se era stata l'auto ad invadere la sua corsia, l'autista andava comunque troppo veloce per quel tratto di strada. Nell'incidente rimase ferita in modo non grave anche la sorella 25enne di Donika. Le 2 giovani stavano andando all'aeroporto per prendere un volo e tornare a casa per le vacanze di Pasqua. Un'altra piaga, oltre alle tragedie sulla strada, è quello dei furti e delle truffe. Un'altra truffa che colpisce nel Trevigiano, in questo caso una coppia di coniugi a Silea, e anche stavolta il raggiro parte con la telefonata di un sedicente maresciallo dei Carabinieri. Il bottino è di 15.000 euro. E in questo caso si è trattato di far leva sul rispetto per le istituzioni, quindi è stato invitato il soggetto a venire qui in caserma da un fantomatico maresciallo per fare una verifica su una macchina che era stata utilizzata per una rapina, dopodiché l'altro complice si è invece recato dalla signora e le ha fatto consegnare i monili in oro perché si presumeva che fossero appunto fonte di un reato. Raggirati da 2 truffatori e derubati di tutti i gioielli di famiglia per un valore di circa 15.000 euro. Vittima dell'ennesimo episodio una coppia di pensionati di Silea, 75 anni lui, 70 lei, 2 persone colte, non certo sprovvedute, che però sono cadute nella rete dei truffatori che hanno fatto leva sull'onestà ed il rispetto delle istituzioni, in questo caso l'Arma dei Carabinieri. Abbiamo arrestato 2 ladri, dobbiamo fare un accertamento sulla sua auto, venga al comando di via Cornarotta ma parcheggi al Duomo, veniamo a prenderla noi, ha detto un finto maresciallo al telefono al marito, e mentre quest'ultimo andava a Treviso, il complice, sempre presentandosi come carabiniere, ha chiamato la moglie dicendo che avrebbe mandato un perito a casa per fare una verifica sui gioielli, e poco dopo il perito, finto, ha suonato alla porta dicendo alla signora di mettere i gioielli in un panno, li porto in caserma dove c'è suo marito con il maresciallo. E la signora gli ha consegnato tutto l'oro di casa. Solo quando il marito è rientrato, dopo che nessuno si era presentato in Piazza Duomo, i coniugi hanno capito di essere stati truffati. Il nostro consiglio è sempre quello di non consegnare, non rispondere a queste chiamate, perché né l'Arma dei Carabinieri né le altre istituzioni si presentano presso le abitazioni per chiedere oro e tantomeno denaro. Nel dubbio, ricordano ancora i Carabinieri, non esitare a fare una telefonata al 112 per verificare chi chiama o si presenta alla porta di casa. Adesso la politica, perché questa mattina H-Farm a Roncade Alberto Stefani ha riunito un vero e proprio tavolo di confronto, tantissimi esponenti del centrodestra, quasi degli stati generali del centrodestra. Vediamo perché questa riunione importante, con quale obiettivo? È una lobby positiva questa, è quella del Veneto, che sicuramente fa gli interessi del Veneto. Pensare e agire tutti con un unico obiettivo, la nostra regione.
È partito a Catron, lungo il Sile, il nuovo corso del centrodestra veneto. In una riunione convocata dal presidente Alberto Stefani, che per molti, tra parlamentari, consiglieri regionali ed eurodeputati, è stata quasi una sorpresa, il governatore, forte della sua esperienza a Roma e non solo, ha chiesto a tutti di guardare verso un'unica direzione. Creare una filiera che porti il livello locale, il livello regionale, il livello nazionale, il livello europeo a dialogare nell'interesse del Veneto. Noi dobbiamo essere protagonisti nelle istituzioni nazionali e sovranazionali. E per dimostrare che si può fare, il Presidente richiama il progetto di una grande azienda regionale per gestire l'intera rete autostradale veneta e la variante della Romea, reinvestendo gli utili stimati tra gli 80 e i 100 milioni di euro all'anno nella manutenzione e sicurezza del territorio. Lo sblocco della holding autostradale all'epoca avvenne proprio grazie ad un emendamento, tra l'altro con un governo di centrosinistra, e il centrodestra, facendo squadra anche con alcuni esponenti di centrosinistra, era riuscito a portare a casa questo risultato. Un primo incontro dove c'è stata piena adesione al progetto a tutti i livelli, iniziando da Roma, come ha sottolineato da Fratelli d'Italia il senatore e coordinatore regionale Luca De Carlo. Una cabina di regia doverosa per affrontare tanti temi, sapendo che oggi abbiamo una grossa pattuglia sia di parlamentari che di consiglieri regionali che hanno la fortuna di amministrare sia la nazione che il Veneto, e quindi è logico che la politica debba fare sintesi di tutto ciò, anche per essere veramente utili e strategicamente importanti per questo territorio. Ma si parla più di filiera politica oppure di lobby? È lo stesso, l'importante è il risultato. Si è sempre detto, e per moltissimi anni è stato vero, che il Veneto è un gigante economico, un nano politico, perché altre regioni portano a casa molto più di quello che gli spetta. Noi facciamo più fatica, parlo dell'interlocuzione con Roma ma anche verso l'Europa. Dobbiamo copiare dei siciliani? Ma su alcune cose il copiare non è negativo se le cose sono positive. Una su 100.000, loro su questo sono più bravi di noi a far squadra. Ma il presidente Stefani vuole andare oltre, coinvolgendo anche il centrosinistra. A medio termine intendiamo anche coinvolgere eventualmente altri gruppi politici, magari in materie ovviamente trasversali su cui si possa fare squadra. Ci sono delle scelte che non hanno colore politico, non possono avere colore politico e che fanno l'interesse del Veneto, e su queste scelte il Veneto tutto, da destra a sinistra, deve essere compatto e avere una voce forte. Ritorniamo a Treviso, il cantiere infinito, il cantiere delle polemiche, quello della stazione ferroviaria di Treviso. Piccolo passo in avanti verso la fine dei lavori, con un varco davanti all'edificio principale aperto da RFI che consente di entrare e uscire dalla stazione senza dover fare tutto il giro dello stabile transennato, ma resta ancora chiuso il sottopasso. Piccoli passi verso il raggiungimento del traguardo agoniato. Visto che il traguardo non era raggiungibile, far sì che il maxi cantiere della stazione ferroviaria si presentasse con un volto almeno un po' più decoroso in occasione delle Olimpiadi era l'obiettivo, e così alla stazione di Treviso è stato finalmente aperto un varco diretto che consente l'entrata e l'uscita dall'edificio principale senza dover fare tutto il giro. Il cantiere, che ha accumulato oltre 3 anni di ritardo, nelle ultime settimane sta facendo passi in avanti. Si sono un po' ridotti i disagi per i passeggeri con l'apertura di questo varco ed il completamento della nuova pavimentazione. Sono state ridotte le aree di cantiere coperte con dei nuovi teloni un po' meno brutti. Dobbiamo tenere duro, cercare di gestire nel migliore dei modi questa fase finale del cantiere, che ricordo essere un cantiere di RFI, dove noi non possiamo se non chiamare quotidianamente, sollecitare, pressare, però la differenza tra me e i cittadini è che i cittadini vanno in stazione e si arrabbiano, il sindaco va in stazione e si arrabbia, però io in più prendo parole anche dai cittadini. Il conto con RFI si farà alla fine dei lavori. Ricordo che noi dobbiamo riconoscere 2 milioni di euro per gli interventi che verranno realizzati sulla parte comunale. È altrettanto vero che insomma ci siederemo intorno a un tavolo una volta che i lavori sono finiti, e i disagi che la città di Treviso ha subito certamente li metteremo sul tavolo della discussione. Ci sono pochissimi istanti di pubblicità, poi Nicola Marcato ci racconterà il commosso addio al maestro Italo Varisco.
Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Per restare in città, un duomo gremito, tanta commozione, l'addio al maestro Italo Varisco. Il silenzio del Duomo di Treviso rotto solo dalle parole cariche di emozione del figlio Marco. Un nodo alla gola, le lacrime trattenute, i ricordi di una vita intera trascorsa fianco a fianco con il padre, prima ancora con il nonno. Treviso ha salutato così Italo Varisco, spentosi a 85 anni, maestro della lavorazione del vetro e del cristallo, le cui opere hanno fatto il giro del mondo. Nato a Murano, culla dell'arte vetraria, Varisco aveva scelto Treviso come luogo dove far crescere il suo laboratorio in via Nervesa, trasformandolo negli anni in un punto di riferimento internazionale. Qui ha saputo elevare l'incisione su cristallo a un linguaggio espressivo di altissimo livello, innovando tecniche e mantenendo viva una tradizione di famiglia. Dal pulpito Marco ha ricordato non solo il maestro, ma soprattutto il papà. Sei stato il maestro del nonno, sei stato il papà. Se fossi stato un padre, avrei potuto essere quello che sei stato tu. Grazie papà. Nel Duomo tantissimi presenti, amici, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello spettacolo come Sabrina Salerno e del commercio con Federico Capraro. Una comunità intera che ha voluto testimoniare l'affetto e la stima per un uomo che ha fatto della materia vetrosa un patrimonio culturale vivente. Il sindaco Mario Conte nel suo messaggio di cordoglio ha sottolineato come Varisco sia stato uno dei grandi maestri della città. Eppure, nonostante il successo, Italo Varisco è rimasto sempre fedele alla dimensione più autentica dell'artigianato, preferendo sempre il laboratorio, la bottega, il gesto quotidiano e un amore sconfinato e rispettoso per la materia. Italo Varisco lascia la moglie Bruna, i figli Cristina e Marco, i nipoti Alberto e Filippo. Con lui Treviso perde un pezzo della sua storia artigiana, ma il suo sapere, le sue opere e la sua scuola restano vivi nelle mani di chi ha imparato da lui e nel cristallo che continua a raccontare la sua arte. Ed è stato commemorato oggi a Istrana il 25° anniversario della scomparsa del colonnello pilota Davide Franceschetti, precipitato in un campo lancinico di Villorba per un'avaria tecnica al velivolo. Franceschetti riuscì a scongiurare la caduta su una zona abitata con una serie di manovre per dirigere l'aereo lontano da case e scuole. Il velivolo precipitò in un campo, ma il ritardo dell'attuazione della procedura di espulsione risultò fatale al pilota. Oggi lo vediamo al 51° stormo, una messa e la deposizione di una corona sul monumento, lui dedicato proprio nel luogo dove Franceschetti con gesto eroico perse la vita. Presenti all'evento, oltre al comandante del 51° stormo, colonnello Fabio De Luca, e una rappresentanza del personale dello stormo, i figli Andrea e Nicolò Franceschetti, l'amministrazione comunale di Villorba, i labari dell'associazione Arma Aeronautica della sezione di Treviso e del nucleo di Postioma. Franceschetti fu decorato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Continuiamo a parlare e torniamo a parlare di sicurezza stradale. Il tema del sondaggio è sempre questo e lo vedete in sovraimpressione, ma adesso parliamo di educazione stradale, che entra in classe con un nuovo strumento pensato per i più piccoli. Vediamo quale. Un giornalino colorato in copertina porta San Tommaso con i bambini e i vigili urbani e all'interno le regole della strada spiegate con parole semplici e disegni chiari. A Treviso l'educazione stradale entra in classe così. Da mercoledì il manuale verde, giallo e stop arriva tra i banchi di tutte le scuole primarie statali e paritarie della città. Un progetto sostenuto dal comune per insegnare ai bambini con un linguaggio adatto alla loro età come muoversi in sicurezza per strada. 3.600 bambini nei prossimi giorni riceveranno questo manuale di educazione stradale che è stato realizzato grazie al sostegno di realtà del territorio. È un manuale pieno di giochi, di immagini divertenti che richiamano la città di Treviso ma che trasmettono messaggi importanti per un'educazione stradale, una sensibilizzazione alla conoscenza dei comportamenti corretti. Il manuale non parla solo di segnali e attraversamenti ma presenta anche figure di riferimento come il nonno vigile, la polizia locale e la protezione
protezione civile, realtà che i ragazzi possono incontrare ogni giorno in città. L'obiettivo è chiaro, far capire che la sicurezza stradale non è una regola imposta, ma un gesto di rispetto verso se stessi e gli altri. Abbiamo voluto anche delle pagine dedicate ai monopattini, alle biciclette, con un'attenzione particolare a quelle disattenzioni che a volte capitano e che possono essere purtroppo fatali per provocare o subire degli incidenti. Quindi siamo convinti che sia importante partire già in questa giovane età, quindi dai bambini della scuola primaria, per trasmettere a loro tutti questi concetti fondamentali per creare una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole sulla strada. Un piccolo libretto dunque, ma un grande passo per formare cittadini più consapevoli, perché imparare a stare sulla strada a volte comincia proprio tra i banchi di scuola. E adesso parliamo di polveri sottili, parliamo della nostra salute. Il Veneto in miglioramento, ma lontano dagli obiettivi del 2030, sono i dati del report di Legambiente che rileva solo 3 città venete oltre i limiti, ma non basta. Con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Maldaria di Città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10. In testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda i PM10, ma sono le polveri ultrasottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro però serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto all'inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate, che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. Consegnato oggi alla Barchessa di Villa Giovannina Villorbe il nuovo furgone elettrico destinato all'attività di assistenza e trasporto per le persone più fragili svolte dall'associazione di volontariato Vivere Insieme ODV. La donazione da parte di Volkspunk, la prima in provincia di Treviso, un dono che arriva al cuore della comunità. Grazie a questa nuova auto potremo raggiungere ancora più persone e portare aiuto, ascolto e sorrisi, ha detto Paolo Bonaldo, presidente di Vivere Insieme. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Francesco Soligo e dei rappresentanti dell'Istituto Bancario. L'associazione Vivere Insieme dal 1994 svolge volontariato nelle case di riposo, trasporto sociale, consegne di paste a domicilio e sedute di pet therapy. Prima di aprire la pagina di Belluno, vi ricordate, vi facciamo vedere delle immagini che sicuramente ricorderete, la vicenda della Lancia Fulvia rimasta parcheggiata per 47 anni davanti all'edicola, vicino alla scuola enologica di Conegliano. Avevamo raccontato questa storia che poi era finita un po', aveva fatto il giro d'Italia nell'ottobre del 2021, quando era stata esposta anche alla Fiera di Padova e ha annunciato il suo restauro. Eccola adesso nelle immagini in esclusiva, pochi giorni dal suo ritorno nella città del Cima. Sabato infatti la Fulvia del 1964, eccola qui, tornerà dal suo proprietario Angelo Fregolenta, oggi ultra novantenne, ma non per parcheggiarla su strada come era prima, ma nel giardino della scuola ecologica
enologica Cerletti. La cerimonia di riconsegna, queste sono le immagini del 2021, è fissata per le 11 vicino a Casa Fregolent, dove Angelo e Bertilla, l'abbiamo visti, potranno continuare a vederla e seppur con il motore disattivato sarà una testimonianza di resilienza per continuare a raccontare la sua storia anche alle future generazioni. E adesso andiamo nel bellunese. E più precisamente restiamo ovviamente sulle Olimpiadi con il sogno di arrivare in finale e quindi di bissare l'oro del 2022 che si è infranto per la coppia d'oro del curling italiano, Stefania Costantini e Amos Mosaner, che sono stati sconfitti in semifinale dagli Stati Uniti per 8-9, dunque si è fermato a un passo dalla finale il percorso della Cadorina, dell'atleta Cadorina, della Stella Cadorina e dell'atleta trentino, ma domani la coppia potrà giocarsi il bronzo contro la Gran Bretagna. E comunque sono giornate importanti, continuano ad essere giornate importanti per Cortina d'Ampezzo, ieri il bronzo anche di Sofia Goggia. Allora torniamo a Cortina d'Ampezzo. Ieri abbiamo avuto tante medaglie, una giornata meravigliosa dove diciamo che Cortina ha dato la miglior cartolina che potesse dare, sia da un punto di vista di spettacolo, ma soprattutto diciamo di quelli che sono stati gli eventi, le medaglie che sono state assegnate. Cortina d'Ampezzo si risveglia con un sorriso in più il giorno dopo la discesa libera che ha visto Sofia Goggia salire sul podio olimpico con una splendida medaglia di bronzo. L'aria è quella delle grandi occasioni, un risultato che va oltre il dato sportivo e la gioia è condivisa dalle istituzioni. Gli impegni sono ancora tanti da qua ai prossimi 15 giorni, ma ritengo che siamo partiti nella maniera giusta. La macchina sta rispondendo bene, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi per arrivare a un'Olimpiade che dia il massimo dell'immagine sicuramente di Cortina, del Veneto e dell'Italia. A Cortina lo sport diventa racconto, emozione e promessa, quella di Olimpiadi che vogliono essere una festa per tutti. Allo Stadio del Ghiaccio il tifo è alle stelle per la coppia di casa Costantini-Mosaner che nel curling stanno regalando emozioni a valanga. Un mio grande in bocca al lupo a loro, perché comunque ci stanno facendo vivere un sogno che non era scontato. Per lo sport bellunese è stata una domenica da cardiopalma con il derby sulla tavola che ha regalato ai tifosi il bronzo conquistato dall'atleta falcadina Lucia Dalmasso, quarta Elisa Caffont, dietro solo per 11 centesimi. In 110 anni di storia delle discipline invernali dalle Olimpiadi non è mai successa una giornata con tante medaglie. Lavoro di anni fatto dalle atlete, dagli atleti, dai loro staff tecnici, logistici, sanitari, sotto la coordinazione della federazione, dei presidenti federali. C'era un altro test da superare, ma non era un test sulle piste, era un test sulla strada, il test dei trasporti in questo weekend importante, ed è stato superato. È stato un banco di prova decisivo e il risultato è positivo. La giornata inaugurale della discesa libera femminile a Cortina ha rappresentato il primo vero test sul campo per il sistema di trasporto pubblico organizzato per le Olimpiadi. Era il primo test veramente importante perché c'era una gara di discesa libera femminile e quindi siamo riusciti a chiudere il cerchio. Poi era una novità perché noi, non avendo la Polonio-Socrepes ultimata, dovevamo fare anche la spola da Crignes all'ex Meloncino, quindi sotto le piste. È andata bene. Secondo il consigliere provinciale ai trasporti Massimo Bortoluzzi, il piano ha funzionato come previsto nonostante l'elevato afflusso di spettatori, un'organizzazione che ha convinto anche il Comitato Olimpico Internazionale, che a Dolomiti Bus avrebbe espresso apprezzamento informale per la gestione dei trasporti. Il piano predisposto da Dolomiti Bus e approvato dalla provincia di Belluno ha retto anche senza l'Apollonio Socrepes grazie a 5 mezzi navetta in rotazione continua tra Crignes e l'area sottostante agli impianti di Ista, permettendo agli spettatori di arrivare puntualmente all'area di gara. L'unica criticità ha riguardato la linea 30 Calalzo-Cortina, presa d'assalto da nord e da sud. È una linea di trasporto pubblico locale, quindi è un potenziamento delle linee che già esistevano, c'è una corriera ogni 20 minuti e ogni mezz'ora in base alle fasce orarie. Il problema lì è che
probabilmente c'è qualche problemino tra Bus Italia, che è la ditta incaricata da Fondazione Milano Cortina di trasporto della macchina olimpica, e quindi queste persone, quando non si trovano il pullman a disposizione, salgono sulla prima corriera che passa. Un sovraccarico che potrebbe portare già nelle prossime ore a un potenziamento del servizio con l'aggiunta di corse bis. Intanto il piano traffico sembra centrare l'obiettivo principale: ridurre l'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico. Lavoro in un albergo, sì, e abito in San Vito. E com'è questa cortina olimpica? Le piace? Sì, mi piace Cortina, sì. C'è qualche disagio? No, mi piace, tutto a posto. Nessun problema? Nessun problema, sì. La casa è stata costruita per le Olimpiadi del 56 e quindi ero una bambina e adesso rivivo forse quel momento in maniera più intensa. Lei le ha viste le varianti? Servivano, non servivano? Vabbè, guardi, le sto aspettando da sempre, sto aspettando la conclusione della variante di San Vito, il cui progetto risale ai primi degli anni 70. A proposito di trasporti, da Trieste, dove si trova in queste ore il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, parla dei sabotaggi sulla linea ferroviaria con i giochi invernali nel mirino e anche degli scontri di Torino. Grave, dice, c'è chi rema contro l'Italia. Sentite. Quello che abbiamo visto anche in strada a Torino, quella era un'operazione di terrorismo organizzata e pianificata a tavolino, perché quando studi come accerchiare le forze dell'ordine con mazze, bombe carta, martelli e pietre, quello non è qualche disobbediente o qualche infiltrato, quella è un'azione terroristica premeditata. È chiaro che se nella stessa mattina in 3 punti diversi dell'alta velocità e della rete ferroviaria italiana ci sono degli attentati, non si parla, è un brutto clima. Questo lo dico, lei diceva, è un brutto clima. Cortina anche la manomissione dei cavi della pista da bob, anche lì si sta cercando. Diciamo che io con tanti altri stiamo lavorando, penso ai volontari, giorno e notte perché l'Italia faccia bella figura nel mondo. La cerimonia di apertura è stata vista da miliardi di persone, è stata apprezzata dagli atleti. Questa mattina ero al villaggio olimpico di Cortina, ho parlato con gli atleti, anche lì i signori del no non lo volevano, è bellissimo, è sostenibile, la pista di bob è fantastica, detta degli atleti, e quindi se qualcuno, mentre l'Italia si presenta al mondo col suo bello, il suo saper fare, la sua abilità, diciamocelo, e poi sulle medaglie non sta a me intervenire, e qualcuno invece rema contro, è grave. È grave. Smottamento franoso con scivolamento di roccia e detriti è accaduto la scorsa notte tra le 3:30 e le 4 in comune di Arsie, in località Col di Lana, coinvolta la strada vicinale di Rocca Forcelletta che interessa anche il percorso lungolago del lago del Corlo. In seguito allo smottamento che interessa una vasta superficie si è udito un forte boato che ha preoccupato la popolazione. Vedete nelle immagini sono in corso verifiche per le quali sono stati interessati anche i tecnici della provincia. Prima di chiudere vi do un'altra notizia che riguarda invece la Idro a Feltre. Dopo quello della sera del 30 gennaio scorso, un nuovo incendio coinvolto con danni più pesanti rispetto all'evento precedente la struttura produttiva della Idro, in realtà dei componenti metallici di Feltre, in cui operano, lo sappiamo, circa 120 addetti. Lo hanno riferito le associazioni sindacali di CGIL e CISL, rinnovando la preoccupazione per l'acuirsi dell'incertezza in una fase già estremamente delicata per il futuro del sito produttivo. Le fiamme di oggi, secondo i sindacati, avrebbero determinato la necessità di interrompere la produzione per un periodo di tempo necessario alla riparazione, valutato tra le 8 e le 10 settimane. Tutto ciò mentre si attende l'esito di un vertice convocato al Ministero delle Imprese l'11 febbraio e riguardante le intenzioni del gruppo norvegese che controlla l'impianto bellunese di dismettere lo stesso impianto assieme ad altri 4 siti in Europa. Quindi c'è molta preoccupazione, si è aggiunto anche questo nuovo incendio. Vi lascio al meteo, arrivederci.